noi abbiamo già tutte le attrezzature pronte per partire, eravamo pronti per partire, ok? Ovvio, ci aspettiamo le garanzie statali. Cosa ci hanno offerto? Nulla, nulla. Erano pronti a partire, ma la partenza è stata rimandata al 1° giugno. L'esasperazione di barbieri, estetisti, parrucchieri veneziani, tutte attività chiuse da mesi, come nel resto d'Italia, e in evidente difficoltà economica, si manifesta davanti alla sede della Protezione Civile del Veneto di Marghera, quartier generale dell'unità di crisi della regione per l'emergenza coronavirus. Al 1° giugno sono 4 mesi che non lavoro, sono 4 mesi che non produco reddito. Sono passato per negozio per vedere se è ancora in piedi e sotto alla porta mi sono trovato quasi 1.000 euro di bollette da pagare. E io vivo con mia moglie con 600 euro e lei è in cassa integrazione, non la percepisce e quindi viviamo da 2 mesi con 600 euro. E tanti stanno vivendo con i loro risparmi, perché tanti devono ancora arrivare questi 600 euro. I risparmi finiranno anche, stanno già finendo e saranno anche, e tanti non hanno neanche più risparmi. Con tutti i milioni e i soldi che si mangiano loro, si pigliano 80-90 mila euro al mese, che ce li diano a noi che abbiamo bisogno. In questi 40 anni che io sto lavorando, ho sempre pagato. I signori al governo non avanzano niente da me, adesso loro devono aiutare me, devono aiutare tutti noi, non i calciatori. I calciatori possono starsene a casa con quei mega stipendi che si prendevano. Estetisti, barbieri e parrucchieri chiedono di poter ripartire, ma anche di poter ripartire in condizioni di sicurezza. Una lettera con le richieste della categoria viene consegnata all'assessore regionale alla sanità e al sociale Emanuela Lanzarin. Questa è una questione che abbiamo già posto ai tavoli nazionali, ai tavoli della conferenza delle regioni, alla cabina di regia in cui non c'è il Veneto, ci sono le 3 regioni, ma però comunque che si fanno portavoci poi di tutte le altre regioni rispetto alla fase 2, la fase 3 eccetera, e su questo c'è il nostro massimo impegno perché capiamo cosa state dicendo. Io vi credo che voi fate del vostro meglio. Per chi ha l'attività a Venezia città, il coronavirus è il secondo tremendo colpo dopo i danni subiti per l'acqua alta eccezionale di novembre. Questo era il momento in cui dovevamo tirarci su con la primavera e con l'estate e poter riguadagnare tutto quello che abbiamo perso. Invece adesso ci troviamo ancora fermi a casa e impotenti.